ritrovato! Ah, rieccoci, siamo attorno a casa. Ma come fai di mangiare? Ma non lo so, ora vediamo una cucina sicura che strummentano. Oggi non si strumenta, No. Ancora una volta la ricetta è popolare, siciliana. Perché canale sicuro ma fare cose siciliane. Ecco qui la melanzana che vola. E adesso rischiamo grande. Che facciamo? Prego, prima le donne. Luisa. Oggi facciamo la pasta alla norma. Ecco. In questo caso facciamo I paccheri. i paccheri. I paccheri hanno un formato di pasta siciliano, molto buono. Questi sono al bronzo. Potete fare le penne. Potete fare i maccaroni. Qualsiasi. Ovviamente, se dovete fare la pasta lunga, ci vuole un po' di più salsa nella ricetta. Sì, ci vuole molta salsa. Ma l'elemento, la cosa che dà proprio tipica, che cos'è? La ricotta salata. La ricotta salata, questa qui che abbiamo noi, è stata fatta sotto l'Etna, letteralmente vicino a Randazzo. Sì. Ricotta di quella veramente spettacolare che non trovate in giro al di fuori dalla Sicilia. Io poi conosco i siciliani americani, quelli fuori, che se la fanno pure a casa. Ah, sì? Sì, perché la ricotta salata è veramente importante. Buona. Buonissima, poi si possono fare altre ricette, Luisa, 4 funghi ripieni. Poi io faccio anche l'involtino con le bracciole di pollo, melanzane e ricotta salata, che questo prima o poi questo lo dovevamo fare, perché voglio assaggiare? Ma tutto pronto, allora cosa abbiamo? Beh, noi abbiamo qui mezzo chilo di pasta, ma con gli ingredienti che abbiamo non la usiamo tutta, quindi facciamo la porzione per 2 persone. Per 2 persone. 200 grammi di paccheri, poi 400 grammi di melanzana, ovviamente andiamo a pulire, togliamo qualcosina, serve un origano, pepe nero, olio, una cipolla che andiamo a usare un po' per soffriggere prima che andiamo a friggere la melanzana. In realtà la cipolla l'abbiamo già messa in questa salsa. Che c'è in questa salsa noi? Allora io faccio la salsa da friggere pronte. Allora prima faccio il soffritto, di casa, un quarto di cipolla, la faccio soffrire e poi ci abbiamo la salsa. Ecco. Poi se giustamente si aggiusta con sale, c'è pepe nero, un cucchiaino di zucchero, perché si sa in Sicilia il zucchero abbiamo a tutte le banne. Ecco, bisogna essere a ruce come il zucchero. A ruce come il zucchero. E quindi poi andiamo a usare la ricotta salata. In questo caso ce ne servirà per questi 2 piatti circa 80 grammi. 80 grammi. Poi assendamento, che lo volete fare facite, ma la ricotta deve essere bella asciutta, dura. Vedete, questa è la ricotta salata, quella tipica siciliana. Tutto pronto, quindi andiamo letteralmente a friggere la melanzana e andiamo a mettere anche la salsa. La salsa è pronta. Siamo a posto. Allora, iniziamo, cominciamo. Amone. Allora, Luisa, qui stiamo combinando. Allora, ora ci tagliamo la melanzana. Ma come la facciamo? Salvo, c'ho fame. Sì. Allora, facciamo dei bei quadrettoni, considerando che dovranno essere non più grandi dei paccheri, ma abbastanza. Sì, perché giustamente non è che a fare una cosa nica, essere ciunica a melanzana, essere bella. Ci siamo, abbiamo messo l'acqua a bollire per la pasta. Questa e adesso è la ricetta shue. Ecco, vedete. Va bene a cuocere ranne? Allora, picciotti, questa melanzana è super fresca, vedete, ancora il rumore è perfetta. Se avete qualche melanzana che magari non è così, dovete trovare il modo per fare perdere un po' l'acqua di vegetazione. Come si fa? Fate delle fette prima di tagliarla, mettete del sale, lasciatelo un quarto d'ora, 20 minuti e poi cotonate letteralmente con la carta e andate ad asciugare l'acqua di vegetazione in più. Qua non serve perché abbiamo elementi così freschi e genuini. Non c'è bisogno. Volete fare un altro formato di pasta? Andate a tagliare la melanzana un po' più piccola. Certo. Ma va bene anche così, noi proprio abbiamo fatto quasi dei medaglioni. Siamo pronti? Passiamo ai fuochi. Quindi fiamma accesa. Sì. Bel filo d'olio genuino. Certo. Olio evo. Avviciniamo solo il sale e poi verso la fine metteremo qualche spezia. Allora, tutto il trucco, la capacità proprio di questa ricetta sta nel fatto che bisogna sapere cucinare bene la melanzana, perché poi la salsa si mette al momento giusto. Sì. Quindi aspettiamo un attimino e friggiamo la melanzana. E tra l'altro, valutando un po' l'elemento origano che ho detto all'inizio, lo andiamo ad aggiungere un po' nella salsa a freddo. Anche questo è importante, perché se mettete l'origano durante la cottura rischiate che un attimino diventa scuro e un elemento deve portare giusto un elemento aromatico. Quindi in piena tradizione siciliana, ecco. In questa salsa ha bisogno anche di un goccino di olio,
poco d'olio, sempre a freddo, anche perché l'olio se si mette durante la cottura non ha senso, quindi mettiamo giusto un attimino questo, che poi sarà un elemento che fa amalgamare i nostri paccheri e la salsa è pronta. Melenzana fresca, appena cogliuta, bella dura, carrabumma si dice siciliano. Poi la salsa squisita cotta a fuoco lento con qualche ingrediente naturale, genuino, non serve mettere né dado né altro, non serve niente. No. E poi l'elemento, la ciliegina sopra la torta e la ricotta salata. Quindi adesso Luisa, vedete, sta passando in padella direttamente la melenzana e adesso vi faccio vedere ancora meglio. Allora noi a questo punto mettiamo un sale e siccome stiamo usando una padella di aderente non abbiamo problema, anche se l'olio è un po' di meno, attenzione, non vogliamo esagerare con l'olio. Giriamo le nostre melanzane, vedete, e giusto un altro paio di minuti. Luisa, che facciamo? Ci mettiamo la salsa. Ecco, aggiungiamo qua la salsa, poi una volta che la salsa è pronta scoliamo la pasta e uniamo tutti gli ingredienti in un bel contenitore capiente. Come ce ne sciavano? Buona. Questa ricetta, l'elemento più tipico secondo te qual è? La ricotta salata. Ecco, quindi è veramente semplice da provare. Abbiamo la pasta! E vai! Allora, questi paccheri numero 136 riportano 12 minuti di cottura, ma ci credi? Io penso un pochino di più. Un pochino di più. E intanto il tempo ce l'abbiamo. Nel frattempo Infatti. li mettiamo, li caliamo, a così noi facciamo un sughetto, no? Perfetto, quindi ne mettiamo i nostri 200 grammi e Sì, che sì, si già riempie. fatto. Quindi vedete adesso un attimino giriamo ancora meglio la melenzana, vedete comincia a essere dorata, questo quando sto ciauro incomincia un attimino a prendere e vedete che hanno perso tutta la parte più dell'acqua stessa perché sono freschissime. Stiamo per aggiungere la salsa, ora ci mettiamo questa salsa, quindi questa qui, la salsa letteralmente è l'equivalente di una bottiglia Sì. che cucinavo, scengio, quindi 750 ml di salsa, una volta che scengio siamo all'incirca sul mezzo litro. Va bene, adesso non voglio sporcare la cucina di Luisa, quindi rimango così fermo e facciamo amalgamare bene. Quindi l'elemento salsa che già è cotta, la muligiana è cotta letteralmente 12 minuti. 2 minuti e poi metto a freddo il basilico. Mettiamo a freddo il basilico, un po' di pepe nivoro e anche la pasta poi andrà a chiamare il sugo. Quindi ci siamo quasi. Ma intanto facci sapere se sei contento, se vuoi più siciliano o meno siciliano in questi video, scrivi un commento, condividi i video, picciotti, se no come mamma crescere. Infatti, dai, condividete. Dobbiamo fare conoscere le tradizioni siciliane in tutta la terra e sono sicuro che andrà bene. La pasta è pronta, sì. Arrivo, faccio il Ora, video. Allora è un momento che allora, un filetto d'olio, Luisa. Mettiamo un Subito. filetto d'olio. Come la fai tu la norma, Luisa? Così. Ecco, semplice. Magari uno lo fa, adesso magari per amore del video facciamo in queste fasi, magari uno Sì, fa tutto sì. direttamente in padella. Allora, andiamo ad aggiungere l'elemento. Non tutta, un po' perché poi ne serve Sì, per sì, l'impiattamento, giusto? Giusto. Allora togliamo tutto. Che già vedi, è un bella un pepe. Sì, allora pepe nero, abbiamo assaggiato la salsa, mi raccomando, vedete il sale come siete messi. Basta. Pepe nero va bene così. Il sale va Chi bene. vuole peperoncino faccia. Sale ci siamo pure. Andiamo al retrobanco. Io, come hai detto tu prima, ci metti se tanti Allora, a questo punto ci facciamo una rattatella. Io giro. Tanto si vede tutto nella camera. Quindi facciamo una rattatella di ricotta salata all'interno. Sì, bella, ce ne facciamo amalgamare. Sì, questa bella rattalola. Che stai chiedendo nonna, antica proprio. Bella, ci sta Andrea. Ok, perfetto. Quindi adesso facciamo un piatto rappresentativo e ve lo facciamo vedere da vicino e poi assaggiamo. Sì, ama a mangiare. Quindi vedete a questo punto abbiamo messo già i nostri paccheri, abbiamo fatto un po' la ricotta salata un po' più, A Julienne. ecco, un pochino più spessa dell'altra Mare, che grattugia. buona. E ovviamente mettiamo un bel ciuffettino di basilico e quindi la nostra norma è pronta. Ve la faccio vedere da vicino. Luisa, già stai assaggiando, aspetta che arrivo. Allora, la ricetta è quasi completata, quindi
mi prendo un bel pezzettone di mulungiana e il pacchero. Com'è? Com'è? Troppo buona, sape bella, no, non ce n'è dubbio. Ecco, la melenzana appunto, l'elemento fresco unico e la ricetta è completa. Adesso la faccio vedere anche più da vicino. Picciotti, grazie per aver seguito questa ricetta, è stato un piacere. Sta bene riga, non sai che vuole ridere. Ufu. Vuoi scudai? No, ti vuole ridere questa pasta. È bella caddarusa. Bella Sapi! Salutiamo la signora Agata! Signora Ragazzi, Agata. grazie a tutti. Mi raccomando, è una community di cucina sicola, potete condividere anche voi le ricette, ma noi ci trovate sul canale YouTube Ricette Flash, Facebook, Instagram, TikTok e Luisa. Sulle ricette di Luisa, semplicissimo. Facile. Facile. Grazie a tutti e bella Sapi. Io voglio continuare a mangiare, c'è pesce. Mangiamo qua, mangiamo Va bene, grazie. Cameraman, chiudi!